Villaseta si appresta a cambiare volto. Come? È una buona notizia in un quartiere che di buone notizie ne attendeva da 30 anni ed oggi gli arriva questa buona, che la partecipazione al bando, che fu il primo in assoluto a cui abbiamo partecipato come Comune di Agrigento, ci veniva data la possibilità di individuare un quartiere periferico su cui fare un'opera, un intervento significativo, e non potevamo che scegliere Villaseta perché è un quartiere che da oltre 30 anni non vede investimenti. Per tanto tempo si parlò di un contratto di quartiere, ce lo ricordiamo, di altre forme di intervento che sono andate tutte a gambe per aria, e questo che firmiamo il 13 di questo mese a Brescia, a Piazza della Loggia, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ci dice che in tempi veloci avremo nel quartiere di Villaseta, l'ex centro commerciale Concordia, un'importante operazione di riqualificazione. Vorrei dire che questo è un intervento riqualificativo che poco fa il paio con altre attività, se si vuole minimali, ma che hanno rappresentato un'inversione di tendenza. Mi riferisco alla terziarizzazione degli impianti sportivi, cioè totalmente chiusi, totalmente in stato di abbandono, così li trovammo, e oggi vedono un bellissimo centro che è quello terziarizzato degli impianti di basket, di tennis, della stessa piscina comunale che era chiusa ed è stata riqualificata a cura dei privati. Abbiamo scoperto, qualcuno forse può dire, l'acqua calda, cioè terziarizzare e fare in modo che venga restituita funzione sociale. La domanda nasce spontanea: perché non ci si pensava prima? Allora qualcuno ci ha pensato, e quando ci si pensa si fanno operazioni come in questo caso che determinano l'avanzamento di quel quartiere. Ci si ferma lì? No, è chiaro che tutto questo non è esaustivo, ma pur in un tempo di risorse finanziarie inesistenti, perché il Comune è in una condizione drammatica finanziaria, viaggia sul filo del rasoio, come abbiamo raccontato con il rendiconto del 2015, che è sotto osservazione della stessa Corte dei Conti. Quello del 2015 che è un po' quello che riguardava, ci dà la cifra di ciò che è accaduto nel passato, e allora siccome non guardiamo al passato ma guardiamo al futuro, ma dobbiamo sapere che quel fardello ce l'abbiamo addosso. Progetti per altri quartieri che vivono il dramma dell'abbandono? Ma oggi tutte le città italiane, questo mi piace di poterlo dire, con cui ci confrontiamo, è accaduto parlando di capitale della cultura, scontiamo tutti la difficoltà finanziaria di fare le manutenzioni. Se città importantissime, di grande qualità e anche di respiro europeo, che ne so, come Lucca, come la stessa Roma, hanno la difficoltà sulle manutenzioni ordinarie, ci si rende conto che oggi più che mai abbiamo da un lato l'esigenza dei cittadini di avere le risposte a quella che è una città che sia sempre più performante dal punto di vista della qualità e della sua appetibilità, e per altro verso risorse finanziarie che non ci sono. Questo è il grande dramma, che riguarda non solo le periferie, ma che riguarda anche il centro della città. Se dovessi per esempio ragionare un'immediatezza, nel centro della città, davanti alla chiesa di San Calogero, se ti capita di passarci, vedi che devi fare il motocross, perché l'asfalto non si sistema non so da quanti anni, e noi sappiamo che quella è una criticità.